scritto niente della navigazione, allora lui mi dice no, niente, non ho elementi in mano. Vabbè, allora vieni a trovare, devo presentare l'arcano che era mio papà della navigazione e dopo fotografie, dopo altre testimonianze. Camillo Paolani in 2 anni, assieme ad altri collaboratori, ha fatto un'opera bellissima. L'abbiamo sempre presentata a Porto di Fiera, vero Camillo? E su questa barca. 1900. Vero Turchetto, dove sei? Vero, ecco. E abbiamo presentato questa opera. 1989. Ecco, 1989, testimonianze e via via di questi barcaioli, lavandaie, l'attiraglio, tutto questo settore sociale che si svolgeva lungo la via d'acqua e le altre vie d'acqua. Perché i barcaioli qua da questa piazza partivano carichi di ghiaia, mattoni di paglia, mattoni sulle fornaci e andavano, dove ho detto prima, lungo altri fiumi, no? Allora Camillo parte. Dopo Camillo è pronto con l'opera, con questa biografia, ma non trova sponsor. Non trova sponsor, sapete che sponsorizzare la cultura insomma, è una cosa interessante e molto valida. Allora l'abbiamo sponsorizzata io e mio fratello, la famiglia Stefanano. Dopo ho raccolto altre testimonianze, nel frattempo la divulgazione, abbiamo fatto 4 ristampe, via. Mi trovo qui con Paparotto, in pizzeria parlo, mi dice qua, là, su e giù, quelle cose che non abbiamo raccolto prima. E dopo anche con un altro Bruno, qui Gandini e gli altri, e altri barcaioli. Ho chiamato Camillo, ma te sei matto, mi fa, sei pazzo, no, non si può, guarda. Vabbè, siamo stati, mi chiama dopo 15 giorni, dai Stefanato che partiamo, e così questa è la conclusione. Io ho finito, grazie.